La tragica serie di incidenti sulle strade del Veneto inizia poco dopo l'alba a Pescantina, sulla statale 12 della Betone del Brennero, quando un'auto, forse a causa di un sorpasso azzardato, si scontra con un mezzo della nettezza urbana che a sua volta finisce vicino a un vigneto. L'impatto è violentissimo, i due passeggeri della macchina, una Ford Ka, muoiono praticamente sul colpo. Si tratta di un 25enne residente a Colognola ai Colli e una donna di 45 anni di San Pietro in Cariano. Serve l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Verona con divaricatori e cessoie idrauliche per estrarre i corpi dalle lamiere. Fuori pericolo invece il conducente del camion dei rifiuti che viene trasportato all'ospedale di Negrar con codice verde. I rilievi sono affidati ai carabinieri e la strada chiusa per diverse ore. A metà mattina altro scontro letale sul delta in Polesine lungo la Romea. A entrare in collisione all'altezza di Portoviro un'auto e un furgone. Ad avere la peggio una 74enne residente nella vicina Tagliò di Po, Daniela Fonsato, il suo nome molto conosciuta in paese, sposata e madre di 2 figli. L'incidente manda in tilt la Romea in un sabato di fine luglio già caratterizzato dall'esodo, con la viabilità che viene ripristinata solo nel primo pomeriggio. Caos anche a Villa Bartolomea sulla Transpolesana per un tamponamento tra auto, mentre a Saunara si piange la scomparsa di Mattia Tognati, panettiere di 40 anni, morto dopo giorni di agonia. Il 13 luglio scorso, a bordo della sua moto, era stato travolto da un furgoncino Peugeot in strada Battaglia.